za 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 za. Che tempo fa per te trovare? Io senza te non posso stare. Za 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 za. Grazie. Troppo gentili, come dicono in Germania, willkommen bei kein Sorge News! In Italia non ti preoccupare news, in Sicilia, come si dirà in Sicilia? Fottitine news! Il TG siciliano fatto a mano come un artigiano. E che benno davane! Fare la dieta in Sicilia è come il film di Tom Cruise, Mission Impossible. Soprattutto nei paesini, già alle 10 del mattino, dai vicoli, senti quel ciavolo di soffritto di cipolla, il pomodoro, il basilico fresco, il finocchietto sarbaggio, ben davanti. Ma come si fa a mangiare? Eppure, ogni domenica abbiamo il coraggio di dire, da domani sono a dieta. Sì. Poi lunedì diciamo, vabbè, comincio la prossima settimana, il prossimo mese, il prossimo anno e finì a schifio la dieta. Per questo motivo andiamo a Troina, in provincia di Enna, dove è successo un fatto veramente strano ad una signora di 30 anni che si era messa a dieta, ma invece di dimagrire era ingrassata. Stranita è andata dal medico di famiglia per farsi visitare e sapere che cosa era successo. E sapete che cosa era successo? Il dottore ha scoperto che la signora non era ingrassata per la dieta, era incinta di 28 settimane. Tutti in paese ora si chiedono come mai, che cosa è successo. Forse nella dieta avrà introdotto troppo pesce? Troina del resto è famosa per la pesca del pesce, sì. Lo pescano a 1100 metri, mizzica, c'hanno canne. Oppure avrà esagerato con i cannoli. Tra l'altro quelli di Troina sono diversi rispetto a quelli tradizionali siciliani perché sono cotti al forno e di forma cilindrica. In attesa di ulteriori riscontri, il padre ha denunciato il postino e ha disdetto pure Amazon. Sì, ai carabinieri ha dichiarato, signor commissario, con queste consegne troppo passeo c'era di mattina. La dieta in Sicilia non si può fare, diciamoci la verità, anche perché qualcuno è sempre pronto ad invitarti. O ti dice vieni al bar, o ti invita a pranzo, o la domenica dai parenti, e non è che ci puoi dire di no perché sennò si offende. Pensate che quando faccio gli spettacoli, la prima cosa che mi dicono non è lo spettacolo, mi dicono, sa, quando vuoi mangiare, prima o dopo lo spettacolo? Un pensiero fisso. Però la dieta a volte è necessaria, soprattutto quando scopriamo che i valori più alti non sono l'amore, l'amicizia e la famiglia, ma il colesterolo, la glicemia e i trigliceridi. Pensate che a Canicattì, in provincia di Agrigento, la moglie mette a dieta il marito, ma lui per la fame si mangia i croccantini del cane. Meschino docanuzzo! Altro che Canicattì, canica dieta! Dice, ma come se ne sono accorti? Perché il marito non perdeva peso, invece il cane dimagriva. Meschino! Il marito si è giustificato dicendo che con la dieta faceva una vita da cani. Adesso l'uomo è veramente a dieta e controllato, ma a causa dell'eccessivo consumo di croccantini, quando ha fame abbaia. In compenso, il cane si siede a tavola al posto del marito. Mi pare pure giusto. Vi ricordo che a Fottitini News ogni riferimento a persone, luoghi o fatti realmente accaduti è frutto di fantasia. Quindi dal vostro Umberto Tozzi, è tutto!